Il problema della convivenza nella stessa comunità di persone di razze diverse che parlano lingue differenti e professano religioni diverse dalla nostra è balzato prepotentemente in cima alla lista delle priorità degli enti pubblici. Lavoro, assistenza sanitaria, servizi alle famiglie e sicurezza. In questo i comuni sono stati chiamati a risolvere situazioni molto complicate dal punto di vista sociale, che hanno una ricaduta notevole sia sotto il profilo organizzativo sia economico, soprattutto quando si parla di minori, di famiglie disagiate, di diritto allo studio, di diritto alla salute. Ecco dunque all'interno dei programmi specifici curati in collaborazione con la Regione Veneto, USL 17 e Italia Lavoro, un utile e pratico vademecum in lingua italiana e traduzione in lingua araba, ovvero l'idioma più diffuso nel nostro territorio tra i cittadini stranieri che abitano qui. I testi sono frutto di un lavoro accurato, di ricerca organizzato dall'associazione AABB e da Federica Morello, referente tecnico del progetto con ricognizione delle opportunità e delle problematiche presenti. Il testo è frutto della collaborazione con i mediatori culturali madrelingua del progetto e i facilitatori linguistici, che hanno prestato la loro opera nelle scuole e nel territorio all'interno delle attività progettuali, interagendo con le comunità straniere, gli insegnanti e le donne immigrate, soprattutto madri. Oggi a Montagnana politiche sociali significa anche attenzione per il mondo del sociale, per gli anziani e per gli immigrati. Diogene Speciale Anziani e Diogene Speciale Immigrati, due produzioni editoriali del Comune di Montagnana promossi all'interno di alcune progettualità mandamentali. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla conoscenza e all'informazione per queste categorie di nostri concittadini che hanno bisogno di essere assistiti, guidati. Il Diogene Speciale Immigrati va a completare la collana informativa e di sensibilizzazione per l'integrazione delle persone nel loro ambiente e nella società. Due guide made in Montagnana.